Ciao amici, oggi andiamo a scoprire la spiaggia di Porto d'Agumu. Affacciata sulle splendide acque in cui termina il Golfo degli Angeli, la spiaggia ha una forma ad arco, le cui estremità sono racchiuse tra la penisola di Fradis Minoris a nord e la punta d'Agumu a sud. Lungo poco più di 800 metri, l'arenile della spiaggia di Porto d'Agumu è caratterizzata dalla presenza di ciottoli e sabbia piuttosto grossolana, di colore bianco tendente al grigio, ed è bagnato da un mare limpido e verde smeraldo. Il territorio che circonda la spiaggia è per lo più costituito da campagne e rada vegetazione, nella quale è possibile ammirare elementi naturalistici e storico-culturali di notevole importanza, come la peschera di Nora, che nasconde il villaggio nuragico sommerso, collocata a soli 10 metri dall'arenile. E poco distante da noi, guardando verso est, appare Nora. È sulla penisola che chiude a sud-ovest il Golfo di Cagliari e fu uno dei maggiori centri della Sardegna di età fenicia, punica e romana. Il sito, abbandonato in età tardo-antica, venne riportato in gran parte in luce negli anni 50 del secolo scorso da Gennaro Pesce ed è oggi un parco archeologico aperto al pubblico in cui lavorano contemporaneamente 4 università italiane in sinergia con la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio. La città di Nora si presenta ancora oggi in straordinario stato di conservazione. Percorrendo le strade di Nora Imperiale si incontrano i maggiori complessi di carattere pubblico, come il Foro o le molte terme urbane, ma è possibile apprezzare anche molti edifici di carattere privato, spesso decorati di ricchi mosaici, come la casa dell'atrio Tetrastilio. Ed ecco sotto di noi il Teatro di Nora, che è ad oggi l'unico teatro romano conosciuto in tutta la Sardegna. L'edificio si trova nel centro monumentale dell'abitato, nelle vicinanze del Foro e del Tempio romano, in un punto di cerniera tra i vari quartieri cittadini, alle pendici meridionali del Colle di Tanit. Anche dopo l'abbandono, la parte superiore dell'emiciclo della cavea rimase sempre in vista e costituì per secoli una delle pochissime testimonianze strutturali della città antica emergenti dal terreno. E nell'appendice estrema della penisola la torre di Sant'Efisio o del Coltellazzo. La torre fu realizzata dagli spagnoli sul finire del XVI secolo. Essa era inserita, come moltissime altre lungo la costa sarda, nel sistema difensivo costiero isolano, la Reale Amministrazione delle Torri, voluto da Filippo II nel 1587 per fronteggiare le devastanti incursioni dei pirati barbareschi provenienti dalle coste settentrionali dell'Africa. Il fenomeno della pirateria lungo le coste sarde perdurò a lungo, al punto da essere attestatosi nei primi decenni dell'Ottocento. La Reale Amministrazione delle Torri fu soppressa solo nel 1842 da Carlo Alberto.
vai, vai. Vai, vai. Oh, oh, vai.
il nostro viaggio di oggi finisce qui, quindi arrivederci, anzi, a Sibiri.